continuiamo a lodare il Signore, ad esaltare il suo nome, a dichiarare che siamo qua per Lui, che ci inchiniamo davanti a Lui perché Lui è sovrano delle nostre vite, il Re dei Re, e che proviamo gioia se ci avviciniamo a Lui, proviamo gioia se noi seguiamo le sue vie, seguiamo quello che Lui ha programmato per le nostre vite. Amen? Cantiamo. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico re invincibile. Io amo innalzare te perché sei me. Mi inchino qui davanti a te perché sei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Provo gioia se mi avvicino a te e ti lodo pensando solo che tu sei il mio re, l'imbattibile, un amore che vive dentro me. Io amo innalzare te perché sei me. Mi inchino qui davanti a te perché sei re. Oh sì, tu sei il re dei 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 re. Tu sei il re, tu sei il re dei re. Tu sei il re dei re. Tu sei il re, tu sei il re dei re. Tu sei il re dei re. Tu sei il re, tu sei il re dei re. Tu sei il re dei re. Tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Cantiamo la prossima canzone sapendo che nel cuore del Signore c'è un vero adoratore, nel cuore del Signore che ci conosce, che ci ha creato, c'è il desiderio di vedere in noi una persona che lo adora, una persona che riconosce la sua sovranità e che noi possiamo lasciare che Lui abbia libero accesso al nostro cuore, ai nostri sentimenti, alla nostra mente. Perché Lui già conosce tutto di noi, già conosce il nostro cuore, già conosce i nostri pensieri, ma noi dobbiamo scegliere di lasciare a Lui il controllo di tutto ciò. E che quindi possiamo cantare la prossima canzone con questo calore nel cuore, con questo amore, riconoscendo che Dio ci ama, Dio ci ha creato ogni singolo aspetto nostro e che ci ama profondamente.
tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione che ama te. Prima che io possa pensare, tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi Solo tu conosci il mio cuore, solo te alla mia adorazione. Solo tu conosci il mio cuore, solo te alla mia adorazione. Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione che ama te. Prima che io possa pensare, tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi Solo tu conosci il mio cuore, solo te dalla mia adorazione. Solo tu conosci il mio cuore, solo te dalla mia adorazione. Solo tu conosci il mio Come stiamo facendo da diversi sabati ormai, abbiamo preso questa usanza di pregare nel momento del nostro culto, riservare un momento in mezzo alla nostra lode per poter pregare, e in particolare pregare per i nostri fratelli perseguitati, per i nostri fratelli che al giorno d'oggi non si possono riunire come facciamo noi, così tranquillamente, ma si devono nascondere, dove condividere il Vangelo equivale alla pena di morte. Perciò in questo momento ci divideremo in piccoli gruppi per poter pregare per i nostri fratelli in Somalia, che Dio possa incoraggiarli, che possa accompagnarli, che possa dargli quel conforto che solo Lui può darci. In piccoli gruppi, 2, 3 persone, preghiamo.
Ti ringraziamo, Padre, per questo momento che possiamo avere di preghiera, che possiamo avere di celebrazione a Te. Ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di stare insieme con i fratelli, poter pregare insieme a loro. Ti ringraziamo, Padre, per la Tua Santa Chiesa. Ti chiediamo, Padre, insieme come famiglia, che Tu possa in questo momento volgere il Tuo sguardo favorevole ai nostri fratelli che in questo momento stanno soffrendo. Perciò ti chiediamo, Padre, che Tu possa rassicurare i cuori dei nostri fratelli perseguitati, che Tu possa stargli vicino, che Tu gli possa stare accanto, che Tu possa dare il coraggio quando ce n'è bisogno, la pace, la serenità quando ce n'è bisogno. Ti chiediamo, Padre, che Tu possa farti sentire in questo momento vicino ai nostri fratelli che stanno dando la loro vita per il Tuo nome. Ti chiediamo, proclamiamo il Tuo santo nome, Ti ringraziamo infinitamente, non perché ce lo meritiamo, ma solo attraverso il sangue del Tuo amato Figlio che hai deciso di donarci quel giorno alla croce. Tutto questo noi Ti preghiamo, in nome di Gesù, amen. Continuiamo il nostro momento di lode, alziamoci in piedi. Sei ferito e rotto nel cuore, sopraffatto dal peccato tuo, Gesù ti chiama. Via d'uscita tu non vedi più, cerchi un tocco del cielo giù. Gesù ti chiama. Oh, vieni all'altare, il Padre abbraccia per te quel che il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Lascia andare rimpianti ed errori, guarda avanti, c'è molto di più. Gesù ti chiama. La speranza in te risveglierà, nuova vita Lui ti donerà. Gesù ti chiama. Oh, vieni all'altare, il Padre abbraccia per te quel che il perdono ha pagato col prezioso
Signore di tutto è, canta alleluia, è risorto, mio Salvatore, meraviglioso è, canta alleluia, è risorto, vieni ai suoi piedi, Signore di tutto è, canta alleluia, è risorto, vieni all'altare, il Padre a braccia aperte, il perdono ha pagato con prezioso sangue di Gesù. Vieni all'altare, il Padre a braccia Vieni all'altare, il Padre a braccia aperte, il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Signore Padre, ti ringrazio per il sacrificio di Gesù, Signore. Ti ringrazio perché ha lavato via tutti i nostri peccati. Ti ringrazio perché in te noi troviamo cura, in te noi troviamo libertà, in te noi troviamo gioia, pace e serenità, Signore. Non riuscirò mai a ringraziarti, a trovare le parole giuste per ringraziarti per questo, Signore. Per ringraziarti che dai un senso alle nostre vite, dai uno scopo alle nostre vite, Padre. È davvero che noi possiamo vivere la verità di questa canzone, di questa tua lode, Padre. Che noi possiamo trovare rifugio in te, lasciare da parte le preoccupazioni che ogni nostro sbaglio ci può portare, Padre. E concentrarci solamente in te, Signore, concentrarci solamente sulla tua croce, Padre, su quella croce dove Gesù si è sacrificato con tanto amore per noi. Non ho idea del perché molte volte perdiamo tempo a preoccuparci, a piangere, a stare in ansia per le piccole cose, quando il nostro scopo è tutto su quello che tu hai deciso, su quello che tu vuoi che la nostra vita sia. E perdiamo così tanto tempo a star dietro a ste cose, tempo che potremmo investire sulla tua opera, investire su di te, investire su le cose più grandi di questo mondo. Signore, che noi possiamo uscire da questa stanza più consapevoli della strada che dobbiamo percorrere, più consapevoli del tuo scopo per le nostre vite, più sicuri delle decisioni che abbiamo preso con te, Signore, più sicuri del perché ci siamo battezzati, più sicuri del perché siamo qua questa sera, più sicuri del perché facciamo le cose che facciamo, più consapevoli di ogni nostra scelta, più consapevoli della tua presenza,
e della tua opera nelle nostre vite, Padre. Che possiamo uscire da questa stanza trasformati, non perché è questa stanza, non perché ci sono le persone che ci sono, non perché la predica sarà quella che sarà o perché la lode è quel che è, ma perché ci sei tu, perché c'è la tua presenza, la presenza del tuo Spirito Santo che trasforma le nostre vite, Padre. Che possiamo aprire i nostri cuori a te e che tu possa trasformarci ogni giorno, sempre di più, in modo da poter risplendere della tua luce e essere più simili a te, Signore. Perché tutto ha più senso e tutto è più tranquillo quando siamo con te. Che possiamo imparare a essere costanti con te, con la tua parola, essere costanti nel rapporto con te, Signore, e che possiamo smetterla di perderci seguendo le cose inutili di questa vita, Signore. Che possiamo andare controcorrente, sicuri di quello che stiamo facendo, consapevoli di quello che stiamo facendo. Ti ringrazio, Padre, e ti chiedo tutto nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen, amen. Buonasera di nuovo a tutti. Stiamo in questi sabati leggendo insieme la lettera ai Galati, versetto dopo versetto. Stiamo proseguendo nella lettura di questa lettera molto dura di Paolo, in cui sta parlando con grande franchezza a un gruppo di chiese che aveva iniziato ad ascoltare delle eresie molto pericolose, a distorcere quello che è l'insegnamento di Cristo e a vivere in un modo che non è quello che Dio intendeva per loro. E è molto importante per noi leggere questa lettera perché spesso anche noi andiamo nella stessa direzione, spesso anche noi travisiamo il significato del Vangelo e la nostra comprensione rischia di portarci molto lontano da Dio. Sabato scorso abbiamo visto un passaggio molto duro di questa lettera. Paolo riprende i Galati molto aspramente, li chiama Galati insensati e li redarguisce per aver sostituito la fede con le opere, per aver cercato la perfezione abbandonando il Vangelo e la croce di Cristo per inseguire le opere della carne. Paolo chiede ai Galati come Dio opera secondo loro, se opera per mezzo della legge o per mezzo della fede. Come dicevo, ricordiamo che Paolo stava affrontando l'eresia dei giudaezzanti. In grande sintesi, queste persone venivano nelle chiese e dicevano che era necessario per la persona, per il cristiano, affinché fosse salvato, che si circoncidesse e obbedisse alla legge di Mosè. Questo, secondo loro, era necessario per la salvezza. Senza questi passaggi non c'era alcuna salvezza. Agli occhi di queste persone, a quel punto anche di Galati, Abramo era il padre naturale di Israele, quello che aveva ricevuto le promesse, che aveva ricevuto il simbolo del patto con Dio, che per l'appunto era la circoncisione. Ai loro occhi il popolo di Israele, le persone che erano discendenti diretti di Abramo, che praticavano la circoncisione, che seguivano la legge di Mosè, erano tranquille, quelle persone erano salvate, erano serene ed erano in pace con Dio. Ma il tema era gli stranieri. C'era stato molto litigio all'interno della Chiesa all'inizio su che cosa dovesse accadere agli stranieri. Penso che tutti qui dentro siamo persone non giudee, quindi anche noi rientriamo in questa categoria. Cosa succede a uno che non ha mai avuto a che fare con la legge, non ha mai sentito parlare di Mosè, è nato dall'altra parte del Mediterraneo, dall'altra parte del mondo? Come funziona la salvezza per loro? Secondo i giudaizzanti, per loro, perché loro entrassero in questa pace con Dio e venissero salvati, dovevano entrare a far parte del popolo di Israele, dovevano passare per mezzo della legge, dovevano circoncidersi e sottomettersi alla legge. Paolo però porta l'attenzione su un punto che era già noto all'epoca. In Genesi capitolo 17
Abramo riceve la circoncisione da Dio, viene stabilita la circoncisione, ma Paolo non parte da lì, parte da prima ancora, prendendo il punto di vista corretto sull'intera situazione. Parte da Genesi 15, in cui si parla della fede di Abramo. Dio riconosce ad Abramo la fede che lui ha avuto in Dio. Ma questo lo vediamo nel dettaglio dopo. Adesso prendiamo Galati 3, versetti da 6 a 9, li potete leggere dallo schermo, e leggiamo come prosegue la lettera. Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Preghiamo insieme. Signore, noi ti ringraziamo perché tu ci hai dato le parole per lodarti, Signore. E noi ti ringraziamo perché tu ci dai la tua parola per trasformare i nostri cuori. Dalla tua parola viene la nostra fede, da te viene la nostra salvezza. Tutto ciò che noi abbiamo viene da te. Nulla di quello che noi possiamo fare vale di fronte a te, ma tu nella tua grazia ci incontri dove siamo, Signore. Ti prego che tu possa usare questa parola per lavare la tua Chiesa, per purificarci dai nostri peccati, per trasformarci e portarci sempre più vicini alla statura di Cristo. Nel nome di Gesù. Amen. Il punto di partenza di questa parte del messaggio di Paolo è Abramo. È la prima volta che lo menziona nella lettera ai Galati e è un punto fondamentale di questa lettera. Tutti noi, penso, conosciamo la storia di Abramo. Abramo viene chiamato da Dio, da un Dio che non conosceva a quel punto, affinché lui lasciasse il proprio paese e per farsi condurre da Dio nella terra che Dio gli prometteva a lui e alla sua discendenza. Abramo avrebbe generato Isacco, che avrebbe generato Giacobbe, e così via, fino a Davide, e così via, fino a Cristo. Questo era l'intendimento che Dio ha avuto per Abramo. Il loro rapporto tra Dio e Abramo è molto importante, ci permette di capire tante cose sul carattere di Dio. Leggiamo in Genesi capitolo 12 come viene chiamato Abramo. Ricordiamo che qui non era credente, viveva in una città pagana, credendo in dei pagani, producendo idoli per questi dei. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E queste sono le prime parole che Dio rivolge ad Abramo. Questo è come Dio si introduce ad Abramo, preannunciandogli il suo futuro. E Abramo naturalmente non poteva capire le implicazioni del piano di Dio. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, ci viene detto che loro avevano gli uomini della fede, tra cui Abramo e Sara, avevano una visione per il futuro, ma non avevano ancora l'immagine completa che noi, guardando indietro e leggendo le nostre Bibbie, possiamo avere. Abramo ebbe fiducia in Dio, non sapeva dove sarebbe andato, non sapeva che cosa gli sarebbe accaduto, ha avuto fiducia. Dopo una serie di avvenimenti, una serie di guerre, l'incontro con Melchisedec, vediamo Dio che si prende cura di Abramo e Dio che per l'ennesima volta, questo capita continuamente nell'Antico Testamento, Dio ribadisce ancora una volta le sue promesse ad Abramo. Genesi capitolo 15. Dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Versetto 5. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Abramo chiese, versetto 8, Dio, Signore, da che cosa posso conoscere che ne avrò possesso? Il Signore gli rispose: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. Egli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuno a metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Or degli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò.
Al tramonto del sole un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cadde su di lui. Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. Or come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. Qui incontriamo in questo testo il versetto che Paolo cita e di cui ci sta parlando nella lettera ai Galati. Abramo era vecchio, lo sappiamo, Sara sua moglie era vecchia e sterile, sappiamo anche questo, e umanamente per loro non era possibile avere un figlio, che però Dio aveva loro promesso, perché Dio promette loro una discendenza e promette ad Abramo che avrà un figlio da Sara, non da un'altra donna, e attraverso quel figlio avrebbe avuto una discendenza di numero incalcolabile. E nel resto del passaggio noi vediamo che Dio mette in pratica un rito molto particolare con Abramo. In epoca antica nel Medio Oriente si prendevano gli animali, si dividevano a metà, si uccidevano gli animali, venivano dimezzati, e in mezzo ai cadaveri di questi animali passavano le persone che stavano contraendo il patto. In questo modo le persone che stavano contraendo il patto stavano sostanzialmente dicendo l'un l'altra: possa io finire come questo animale se non rispetterò la mia parte del patto. In buona sostanza stavano giurando sulla propria vita: possa io essere ucciso se non manterrò la mia parola. E di solito passavano tutti e due, ma noi vediamo che è molto interessante il modo con cui Dio stringe questo patto. Dice ad Abramo di preparare gli animali e poi non si fa più vivo per ore. La parola ci dice che Abramo mandò via dei rapaci che erano arrivati intanto, immagino che non fossero arrivati in quell'esatto secondo, e poi Dio si è fatto vivo sul calare delle tenebre quando Abramo si stava addormentando. E Dio, in forma di fuoco, in forma di fornace, dice la parola, passa in mezzo ai corpi divisi, ma Abramo non passa. Quando Dio fa un patto con Abramo, fa un patto unilaterale. Dio è quello che stringe il patto e sarà fedele a questo patto. Dio promette la propria fedeltà. Anche se Abramo e i suoi discendenti sono stati infedeli in alcuni momenti, Dio non sarebbe mai stato e mai sarà infedele. Dio conferma la promessa e la propria fedeltà per grazia e per amore e non si aspetta dall'altra parte un'obbedienza perfetta. Dio ha quindi scelto Abramo come il patriarca del suo popolo, del popolo che Dio si era scelto per sé, senza meriti particolari di Abramo. Anzi, Dio ha scelto quest'uomo, ha eletto quest'uomo perché desiderava farlo. Ad Abramo viene messa in conto come giustizia, Dio considera favorevolmente che ha avuto fede nelle promesse di Dio. Questo è quello che Abramo ha fatto di buono. Ha avuto fiducia che Dio avrebbe mantenuto la sua parola. Già dall'inizio della storia della salvezza, da questo percorso che ci porterà fino a Cristo, Dio mette subito in chiaro che l'uomo non può conquistare la salvezza, la può solo ricevere dalle mani di Dio. E quindi questo lungo discorso su Abramo, per tornare al punto, perché Paolo parla di Abramo? Il versetto chiave è Galati 3,8, tornando al brano iniziale. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. E infatti il tema che stava spaccando la Chiesa in quel momento non era se Abramo fosse stato salvato per la sua fede o per le sue opere. Anche all'epoca era chiaro che la sua fede gli era stata messa in conto come giustizia. Si erano resi conto, sapevano che la salvezza e il patto che Abramo aveva ricevuto era una grazia non meritata. La parola chiave di questo versetto è stranieri, perché come dicevamo all'inizio, lì era il dibattito della Chiesa primitiva. Il popolo di Israele aveva ricevuto la circoncisione per tramite di Abramo e la legge per tramite di Mosè. A molte persone pareva logico che lo straniero che voleva seguire Cristo
dovesse prima entrare a far parte del popolo di Israele, sottoponendosi alla circoncisione e sottomettendosi a tutta la legge mosaica. E questo era, come dicevamo, il punto portato avanti dai giudaizzanti. E Paolo risponde con una retorica molto dura, molto sferzante, e chiarisce quello che Dio ha sempre inteso, quello che Dio ha sempre voluto. Abramo era stato eletto per grazia, questo lo sappiamo, ma è stato eletto da subito per la salvezza dei giudei e degli stranieri, fin da prima che iniziasse la storia. L'argomentazione di Paolo è costruita in questo modo. Abramo è salvato per grazia mediante la fede. Questo è il nostro punto di partenza. Viene ribadito anche nella lettera agli Efesini che tutti noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Quindi è la fede in Dio e non è il sangue, non è l'appartenenza familiare, l'avere il sangue di Abramo nelle proprie vene, che rende le persone eredi di Abramo. Quindi i non giudei, gli stranieri, noi, detto molto direttamente, che credono in Dio, sono figli di Abramo e sono eredi della promessa che Dio ha fatto ad Abramo. Leggiamo dalla lettera ai Romani, capitolo 4. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge produce ira, ma dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede di Abramo. Egli è padre di tutti noi, come è scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credette, Dio. Versetto 22. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha resuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato resuscitato per la nostra giustificazione. Paolo poi riprende questo ragionamento in Romani capitolo 9, 5 capitoli dopo, e scrive: però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Questa è la risposta che Paolo dà, la comprensione che lo Spirito Santo ci dà delle promesse di Dio. Dio ha eletto i cristiani alla salvezza fin dall'eternità. Questo viene scritto molto chiaramente da Paolo nella lettera agli Efesini. Spesso noi sentiamo la parola elezione nella Bibbia e ci tremano i polsi e abbiamo paura perché pensiamo: no, ma c'è il club degli eletti, dei non eletti, chissà dove sono. Quello che Dio ci vuole dare con la sua parola è conforto, è la promessa che alla tua salvezza ci penso io. Questo è quello che dice il Signore. I Galati si stavano facendo sviare, si stavano facendo mettere dei giochi che non c'entrano nulla con quello che il Signore voleva. E il Signore ha detto a Paolo di riportarli sulla retta via. Il Padre ha sempre voluto la salvezza dei cristiani. Il Padre ha sempre voluto inviare suo Figlio affinché si incarnasse e donasse la salvezza all'umanità. Abramo è il punto di partenza del patto. È da lì che Dio ha deciso di partire, ma il piano non era limitato solo alla discendenza di sangue di Abramo. Il popolo di Israele era il contesto in cui il Padre aveva scelto di far incarnare Gesù, il Figlio, ma Dio ha sempre voluto estendere la sua grazia a tutta l'umanità. Rileggiamo Romani 4. Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha resuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato resuscitato per la nostra giustificazione. Possiamo quindi capire perché Paolo fosse così duro nel riprendere i Galati. La loro mancanza di comprensione dei piani di Dio
e della storia del popolo di Israele, stava mettendo a repentaglio la salvezza degli stranieri, obbligandoli a stare sotto un giogo, la legge, che Dio non aveva inteso per loro. Quello che la legge serve, il ruolo della legge è puntare a Cristo. Tutta la Bibbia, tutta la parola, ogni avvenimento punta a Cristo. Ogni cosa è completata in Cristo. La scrittura è molto chiara su questo e Paolo lo spiega con grande precisione. Non ci sono eletti di serie A e eletti di serie B e gli stranieri non sono sottoposti ai giudei. La chiamata è una, la salvezza è per grazia, è offerta a tutti nell'infinita bontà del nostro Dio. Questo è il messaggio del Vangelo. E per andare verso la conclusione, quando leggiamo il Vangelo di Giovanni, Gesù sta riprendendo i farisei e dice loro che i figli di Abramo fanno le opere di Abramo, perché i farisei si stavano vantando di avere Abramo come padre, di non aver bisogno di essere purificati. I figli di Dio hanno fede, credono nel figlio e lo amano. Quando Abramo ha ricevuto la promessa, il fine di questa promessa era Cristo. Il fine è sempre stato Cristo e sempre sarà Cristo. Tutta la scrittura indica l'incarnazione, la vita, la morte, la resurrezione e l'ascensione di Cristo. In Cristo e solo in Cristo c'è la salvezza per tutte le persone del mondo. Non ci sono regole diverse, corsie diverse. Cristo è per la mia salvezza, per la tua salvezza, per la salvezza dei fratelli in Somalia, per la salvezza dei fratelli in Giappone, ovunque nel mondo, anche per il popolo di Israele. Sentirete tantissime teorie nella vostra vita, tante chiavi di lettura, tanti angoli, le promesse di Dio, tanti modi diversi di interpretare questi passaggi a volte molto complessi. E il mio invito è che voi abbiate lo stesso spirito combattivo di Paolo. Difendete a spada tratta la centralità e la santità di Cristo. Che nessuno vi convinca che la grazia di Cristo è insufficiente. Tante persone vi diranno che per la salvezza serve Cristo più qualcos'altro, Cristo più le proprie opere, Cristo più qualche pratica. Non fatevi convincere che la grazia di Cristo sia insufficiente. Non fatevi convincere che la legge sia necessaria, le opere buone siano necessarie per conquistare la vita eterna. L'abbiamo visto altre volte, la legge è buona, l'Antico Testamento serve, è positivo, tutto quello che Mosè ha dato sono leggi buone che ci parlano di Dio, ma tutto viene completato in Cristo. Quando voglio cercare la certezza della mia salvezza, non guardo in me, nelle mie opere, nei miei ministeri, non guardo nei miei pensieri, nei miei sentimenti, guardo alla croce di Cristo. Cristo è colui che ha conquistato la vita eterna e per mezzo della fede che Lui stesso ti dà per mezzo della sua parola, che sia letta o che sia predicata, Lui desidera condividere questa vita eterna con te. Preghiamo. Signore Dio, noi ti ringraziamo perché tu ci parli in modo speciale con la tua parola. Signore, io ti ringrazio perché la salvezza viene da te e noi non possiamo fare nulla per meritarla. Noi, Signore, siamo come dei mendicanti, possiamo solo alzare la mano e ricevere la grazia che tu ci dai. Non possiamo conquistarla per merito nostro. Signore Dio, io ti prego che tu ci possa preservare nella tua verità. Ti prego di impedire alla nostra Chiesa e a tutti i nostri fratelli di cadere nell'inganno. Ti prego, Signore, che nessuno di noi abbandoni il Vangelo della grazia per tornare alle opere. Ti prego, Signore, che ciascuno di noi possa abbandonare la sua giustizia personale per accettare la giustizia di Cristo. Ti prego, Signore, che qualunque persona che sia entrata in questa stanza con dubbi nel cuore, con la paura di essere indegno, possa accettare dalle tue mani la grazia, il perdono. Cristo ha conquistato tutto e ti prego, Signore, che nessuno ci convinca del contrario. Ti prego per i nostri fratelli in Somalia, nel loro dolore, nella loro persecuzione,
che questa parola porti libertà e speranza anche nel loro popolo, Signore, e su tutta la terra. Rendi questa Chiesa missionaria, che noi possiamo portare a tutti l'acqua del tuo Vangelo, un'acqua che purifica, un'acqua che fa nascere la fede, Signore. Ti prego che tu possa usarci come tuoi strumenti, non per nostro merito, non per nostra capacità, ma perché tu sei potente da fare grandi opere per mezzo di chiunque desideri. Usaci, Signore, nel potente nome di Gesù. Amen. Ora invito qui davanti il gruppo di lode. Vi invito a cantare al nostro Dio, pregare se desiderate. Il Signore desidera trasformare i cuori. Forse non vi sentite degni, forse vi sentite mancanti, forse avete sofferto molto in questa settimana, ma il Signore è qui per te. Il Signore desidera camminare con te. Il Signore desidera usare questa parola per trasformarti. Nelle tue mani non c'è alcun potere, ma nella parola del Signore c'è un potere infinito. E Dio intende usare quella parola per trasformare la tua vita. Cantiamo insieme al nostro Dio. Sei ferito e rotto il cuore, sopraffatto dal peccato tuo, Gesù ti chiama. Via d'uscita tu non vedi più, cerchi il tocco del cielo qua giù.
mio Salvatore, meraviglioso è, canta alleluia, è risorto. Vieni ai suoi piedi, Signore di tutto è, canta alleluia, è risorto. Mio Salvatore, meraviglioso è, canta alleluia, è risorto. Vieni ai suoi piedi, Signore di tutto è, canta alleluia, è risorto. Oh, vieni all'altare, il Padre a braccia aperte, il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Vieni all'altare, il Padre a braccia aperte, il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Vieni all'altare, il Padre a braccia aperte, qui il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Vi rubo qualche minuto per la fine del nostro culto e i nostri annunci, che oggi ce ne dovrebbero essere particolarmente pochi, da quel che mi ricordo. Sì? No? Boh? Forse? Allora, il primo annuncio, che ormai lo sapete a memoria, perché è da mesi che lo stiamo dicendo, il nostro campeggio. Yeah. Il nostro? Ci possiamo lavorare. Che sarà nel mese di? Maggio! Oh, adesso ci stiamo svegliando, ok? E quindi cos'è che bisogna fare? Bravi. Iscrizioni aperte per il nostro campeggio dal 22 al 24 maggio, al costo totale di €130 a Belluno, in provincia, non nella città, a Nevegal. Ok? Fin qua tutto chiaro? Per informazioni dovete rivolgervi a? Chiunque, letteralmente chiunque, ok? E poi vi sapremo indicare la persona incaricata del giorno per raccogliere le vostre iscrizioni. Se vi iscrivete adesso avete a disposizione la possibilità di rateizzare l'importo, se no, spiace, dovete pagarlo tutto in una botta sola, ok? Il 29 marzo abbiamo l'anniversario della Chiesa Battista Agape, al quale siete tutti caldamentisssimamente invitati a partecipare. 29 marzo, 25 anni di Chiesa Battista Agape, perciò saremo qui a Treviso. Non ci sarà il culto a Conegliano, non ci sarà il culto a Padova, non ci sarà il culto a Belluno, ma saremo tutti quanti qui per festeggiare questa bellissima giornata insieme. La domenica dopo è Pasqua, poi riceverete anche l'avviso di Pasqua, ma il 29 marzo saremo tutti per festeggiare
per festeggiare l'Aga Move. Grande Lucas, uno di noi, fortissimo. Per tutti quelli che a casa non sanno chi è Lucas, adesso sapete chi è Lucas, ok? Poi, mi sto dimenticando di qualcos'altro? No, non credo. Qualcuno dalla regia mi può confermare che in teoria sono solo questi 2 annunci? Sì, ottimo, perfetto. Vi chiedo di alzarvi in piedi per pregare, ma non concludere il nostro culto, perché poi avremo ancora un momento insieme. Per i piccoli gruppi di stasera abbiamo con le ragazze la simpaticissima Larissa, ok? Seguite tutti quanti lei, mentre per i maschietti seguite tutti quanti Gabriel. Ok? Ottimo, mi ero dimenticato. Vedi che sapevo che stavo dimenticando qualcosa. Preghiamo insieme per così concludere i nostri avvisi, ma non il nostro culto, insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa giornata, ti ringraziamo per questa serata che abbiamo a disposizione per poterci riunire, per poter lodare il tuo santo nome insieme come famiglia. Ti ringraziamo per la vita di tutti i nostri fratelli, per la vita dei nostri amici che sono venuti qui oggi, per la vita delle nostre famiglie. Noi ti ringraziamo infinitamente per la salvezza che abbiamo ricevuto, come abbiamo visto questa sera. Ti chiediamo che tu possa benedire adesso il restante dei nostri piccoli gruppi, poi le nostre cene, i nostri ritorni a casa, che tutto si possa svolgere secondo la tua volontà. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. E vi chiedo di rimanere in piedi perché, ebbene sì, nonostante non sia l'ultimo del mese, abbiamo il nostro momentino speciale dei nostri compleanni, dei nostri anniversarianti, per i nostri festeggiati. Grazie Larissa, molto di noi. E quindi adesso noi festeggiamo quelli di febbraio e marzo, facciamo il mashup definitivo. Perciò tutti voi che avete compiuto gli anni a febbraio e a marzo, vi prego, avanti, avanti, su febbraio, marzo, dai, passini avanti. Perciò sì, Giovanna, prego, Giovanna, abbiamo Lucas, abbiamo Amanda, abbiamo Giovanna di nuovo, abbiamo... basta? Febbraio? No, ma io no. Stavone. Scusate, è la prima volta. Oddio, sono qua sotto per la prima volta, apparirò in una foto senza essere un'infiltrata. Yeah. Ok, perciò qui i nostri fratelli di marzo e di febbraio che insieme compiono gli anni. È bello, è felice, c'è una torta. Sì? Miguel. Torta qua? No, la... Quando fa gli anni, Miguel? Ah, boh. Ok. Ok, e quindi avrò bisogno di qualcuno che canti tanti auguri, perché io non lo canto per me stesso, un po' gnè. Un po' gnè. Viva! Ok, che bello, che felice, che contento. Avrò bisogno di... Perché non lo posso fare io? Se no si rompe la tradizione. Non riesco a vedere qualcuno presente in sala. Possa pregare per i presenti. Io non riesco a vedere nessuno al di là della seconda fila, è quello il problema. Io vi sto guardando, ma io non vedo nessuno oltre la seconda fila. Grazie Emanuele! Back. Ebbene, preghiamo per i nostri festeggiati in febbraio e marzo, hai detto? E marzo, wow! Bene, preghiamo per loro, che ringraziamo il Signore per un nuovo anno di vita che gli è stato dato e per una lunga vita al servizio del Signore. Signore, noi ti ringraziamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ti ringrazio, Signore, perché festeggiare un nuovo anno è sempre un'occasione meravigliosa. Grazie per la tua generosità, perché sono le tue benedizioni che ci mandano avanti. Tu ci dai il respiro, tu ci dai, Signore, la vita ogni singolo giorno. Ti prego di benedire questo prossimo anno di ciascuno dei miei fratelli e le mie sorelle qui. Ti prego che tu possa camminare con loro, stare accanto a loro, fargli crescere in saggezza, Signore,
che possano avvicinarsi sempre di più alla statura di Cristo. E ti prego che la Chiesa possa avere sempre grande gioia nel festeggiare i momenti felici, che noi possiamo stringerci assieme e celebrare le benedizioni che tu ci dai. Grazie Signore perché sei un Dio generoso e buono, che sei sempre con noi. Nel potente nome di Gesù. Amen. Amen. Tanti auguri. Grazie. La torta sarà... Non sono bravo con le foto, nel caso non si fosse capito. Per chi vuole un pezzo di torta, dopo i piccoli gruppi, ciao, seguite Gabriele, seguite Larissa, buon sabato, Dio vi benedica.